Pronti? 1, 2, 3. L'errore di Didi Black, in vantaggio subito Volpelli, che si è portato a condurre velocemente precedendo Abramo Petral. Numero L'errore 9 Zitrunas anche di squalificato. Zitrunas, Numero 8 anche Barnilenni Barnilenni squalificato. squalificato, quindi Numero 5 Didi Black squalificato. in vantaggio Volpelli su Abramo Via. Petral e Zagor Numero MTT. 13 Birbadal Diverse le squalificato. rotture, intanto in quarta posizione vediamo il numero 7 Chris Allen, se ne vanno i primi 400 in 31 e 8 e all'esterno si fa luce Boston Trio. Boston Trio progredisce e cerca di avvicinare i primi dopo i primi 600 metri di gara. Volpelli continua a guidare, sbaglia però Volpelli. L'errore di Volpelli dopo poco più di 600 metri di gara, così c'è l'attacco di Boston Trio ad Abramo Petral che replica, i due ingaggiano un bel duello quando sono completati i primi 800 in 1, 3 e 9. Abramo Petral si oppone all'offensiva di Boston Trio e i due precedono sempre Zagor MTT, mentre all'esterno ha preso posizione anche Caravaggio Griff. Intanto 1:18 e 6 per il primo chilometro. Abramo Petral ha respinto la prima offensiva di Boston Trio che prova a riproporsi, alla corda rimane Zagor MTT, poi all'esterno ancora Caravaggio Griff, quindi vediamo anche Vaomar che è in terza pariglia esterna e copre Chris Allen che è in terza posizione, poco più di 500 alla conclusione, sempre Abramo Petral a condurre, all'esterno si impegna Boston Trio, alla corda c'è Zagor MTT, poi Caravaggio Griff, 400 al palo, situazione tattica invariata, dalle retrovie nessuno riesce a farsi luce, anche perché c'è stato ora un parziale in 14 e 8, ora Boston Trio però cala e all'interno viene rimontato da Zagor MTT. Lungo la corda anche Chris Allen cerca di farsi luce, scatta anche Caravaggio Griff, fretta d'arrivo, in vantaggio Abramo Petral, lo scatto deciso di Zagor MTT che va al suo attacco ai 100 finali. Zagor MTT aggancia e poi piega nettamente Abramo Petral, mentre al terzo posto finisce Caravaggio Griff. Poi per il quarto c'è da andare a vedere probabilmente la fotografia. Il successo invece a sorpresa per Zagor MTT, che era un pezzo che non correva bene, anche se questi sono i suoi schemi preferiti. Vedete Francesco Trolese che esulta. Andiamo a vedere per il quarto posto, finiscono in linea Citrosodina Oil e Chris Allen, quindi ci sarà probabile foto per la quarta piazza, mentre la vittoria è netta per Zagor MTT. Francesco Trolese sia in salchi che al training per conto del signor Giancarlo Miotto, il ritorno alla vittoria dunque per Zagor MTT. C'è una bella foto per il quarto e quinto posto invece con Chris Allen che copre Citrosodina Oil, ma i due sono davvero praticamente sulla stessa linea, forse Chris Allen un minimo vantaggio, ma è una bruttissima foto, quindi 1, 2, 12 sicuramente, poi foto per il quarto e quinto posto che decideranno quartè e quintè.